Comando Polizia Locale da tempo ha iniziato a sensibilizzare i propri agenti per quanto riguarda la mobilità sostenibile alternativa, quindi d'attualità sicuramente sono i monopattini e similari naturalmente, parliamo di Seagate eccetera, ma ecco qua in città quello che abbiamo visto circolare di più è il monopattino, però vediamo che ancora gli utenti non hanno compreso bene quelle che sono le regole. Probabilmente non c'è stata forse una informazione preliminare, queste norme sono state introdotte un po' velocemente, quindi poi tra l'altro in un periodo di pandemia, quindi non c'è stato il tempo di fare delle campagne informative e quindi sfruttiamo anche oggi l'occasione attraverso una brochure che tra l'altro da circa 2 mesi noi abbiamo pubblicato sulla nostra app che è Municipium, dove è facilmente scaricabile e consultabile, ma oggi coloro che hanno piacere possono farlo qua nei nostri stand, nelle aule didattiche, così spieghiamo sia ai bambini che agli adulti il corretto utilizzo di questi veicoli, perché in effetti il codice della strada li ha classificati alla stregua dei velocipedi e quindi sono veicoli a tutti i sensi.